Beh, noi sono andato a scuola nel Rosazia, dopo a 16 anni ho giocato a scuola, ho cominciato a lavorare, perché noi che siamo venuti nel Rosazia nel 68, in casa non avevamo mica lume e mica acqua, andavamo al fiume a lavarci e dopo negli anni 70 abbiamo messo un lume, per fare i roveri, avevamo che a imparare petrolio, faccio un lume, lume non avevamo mica, avevamo un gas non avevamo mica, avevamo un cuoco, ancora statina per fare mangiare, non avevamo mica frigidaire, mica televisione. A me è più belle, le anni 70 a fare così, sì. Perché la vita non era mica così, era tutto semplice, solo non avevamo mica. Facciamo tutta la roba, i nostri legumi, tutta la pannoia, non ce l'avevamo tanti pezzi. Per me non è mica male, la vita come l'abbiamo fatta, avevamo un lume, avevamo i vetture, avevamo gli strade che sono belli, avevamo la bella natura, poi ci saranno da fare meglio, a fare, ma non so mica che ne. Tutto dipende come siamo, come li girate poi i nostri politicanti, che quelli non siamo mica, altrimenti da fare poi non andrà meglio. Per me sì, la più bella annanza. C'era meno tribolazione. Poi non c'era mica soldi, ci voleva sbagliarsi come moriamo, tutto il mondo punì i socciosi, tutto il mondo si sbagliava. E la gente si teneva di più care. La gente si aiutava, cercava, vedi già non avanziamo mica in questa cosa. Tutto va di traverso, se vede non si avanza mica. Tutto il mondo lascia andare, tutto il mondo se ne fotte. Allora, c'è animali dappertutto, c'è porco dappertutto, è una vergogna. E si lascia fare. Allora. Credo che sia appena più di rispetto non ti vecchi a fare così. Ça va, continua a dire. Ma non si merita anche per roncare. Siamo noi che siamo di Bagnolo, non vuoi rispondere manco.